È accusato di aver tentato di concludere senza successo una compravendita di 20 kg di cocaina provenienti dalla Colombia, agendo come intermediario assieme ad una 65enne della provincia di Grosseto. C'è anche un 70enne di Chioggia tra gli indagati della maxi operazione dei carabinieri che ha smantellato un cartello della droga continuo all''ndrangheta, effettuando in varie località italiane 33 arresti per traffico internazionale di stupefacenti, intestazione fittizia di beni, estorsione aggravata dal metodo mafioso, detenzione e porto abusivo di armi. Non solo per quanto riguarda i canali di approvvigionamento, ma anche per quanto riguarda il successivo reimpiego di questi capitali nel circuito economico legale. Infatti sono stati attenzionati nel corso delle indagini anche alcuni esercizi commerciali che erano delle basi logistiche ma allo stesso tempo rappresentavano un circuito per il riciclaggio del denaro, come il bar tabacchi dove il capo dell'organizzazione odierna, Vitalone, organizzava gli incontri e prendeva le decisioni più importanti. Ribattezzata Enclave, l'operazione dei Carabinieri di Roma, assieme a diversi comandi locali, è partita alle prime luci dell'alba nelle province di Roma, Venezia, Reggio Calabria e Grosseto. L'associazione criminale vicina all''ndrangheta era formata da calabresi e romani che oltre al traffico di stupefacenti non disdegnavano l'uso della violenza, soprattutto nell'ambito delle estorsioni. Il reato contestato al 70enne Chioggiotto, che secondo le indagini sarebbe contiguo all'ex Mala del Brenta, risale al 2018. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.